Il territorio veneziano diventerà città metropolitana. Treviso andrà con Padova e Rovigo andrà con Verona. Vicenza e Belluno rimarranno tali e quali. Con il decreto legge approvato nelle ultime ore, il governo Monti ha ridisegnato anche la geografia del Veneto, non senza perplessità, come quelle espresse dal governatore Luca Zaia, secondo il quale la città metropolitana avrebbe dovuto coincidere con tutti i 581 comuni della regione, al fine di scongiurare la divisione in cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. La nostra volontà è quella che tutti quasi 5 milioni di veneti siano trattati nella stessa maniera. Pensare che restino fuori da questa partita, qualora ci fossero risorse o qualche dubbio, 3 milioni e mezzo di veneti a me non sembra corretto. Per assicurare l'effettivo riordino delle province, il governo ha delineato una procedura dai tempi cadenzati, con le giunte provinciali che decadranno a gennaio, con le elezioni per i nuovi enti che si terranno tra 12 mesi e con il sistema che entrerà a regime a partire dall'alba del 2014. Ne prendo atto, vedremo a consuntivo se tutto quello che è stato annunciato diventerà beneficio per i cittadini o sarà un carrozzone in più. Non è escluso però che la mappa della regione cambi ancora tra qualche settimana. La nuova provincia di Padova-Treviso, che si estenderà da Vittorio Veneto a Montagnana, potrebbe essere assorbita dalla città metropolitana di Venezia, dando origine alla Patreve. E la nuova provincia di Verona-Rovigo, che si estenderà da Villafranca ad Adria, potrebbe risucchiare Vicenza, dando luogo alla Vivero. In sostanza due macro aree, il Veneto dell'Est ed il Veneto dell'Ovest, con lassù Belluno, destinata a rimanere l'unica provincia esclusa dal Grande Risico, così come aveva richiesto.